Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, mai come stasera questa parola libertà è decisiva dal nostro punto di vista, perché per chiunque si riconosca in questa parola è ovviamente doppiamente orrenda la notizia di giornata. La notizia di giornata è che Cecilia Sala, giornalista per Cora Media e Il Foglio, è stata arrestata a Teheran ed è nel carcere di Evin, che è il carcere dedicato a reprimere il dissenso politico. Ovviamente è un carcere dove va in scena una sistematica violazione dei diritti umani ed è uno dei luoghi più famigerati di quell'orrore che è diventata la grande civiltà persiana sotto il giogo teocratico degli ayatollah. È stata, a quanto oggi si è saputo, arrestata il 19 dicembre, ha parlato telefonicamente con la sua famiglia, il suo compagno e cogiornalista del Post, ha detto di stare bene e di non essere ferita, anche se permane l'impressione che leggesse un copione predisposto. Comunque sono in corso ovviamente tutte le iniziative diplomatiche e politiche del caso per riportarla a casa, e noi speriamo ovviamente vadano a buon fine il prima possibile. Oggi per una volta c'è una unanimità buona, necessaria, addirittura ipercondivisibile sui social e nel dibattito, che è Cecilia libera. Però sarebbe anche il caso, ma proprio per capire cosa sta succedendo, di definire libera da che cosa? Cioè, appunto, libera dall'orrore di un totalitarismo islamista, libera dalla versione totalitaria dell'Islam che è il regime degli ayatollah, perché se fosse purtroppo la collega prigioniera di un regime fascista diremmo libera dal fascismo, se fosse prigioniera di un regime comunista diremmo libera dal comunismo. Essendo prigioniera dell'Iran degli ayatollah, diciamo libera dall'islamismo, dal totalitarismo islamico. Questo aggettivo islamico, che dovrebbe essere un elemento di cronaca, nel senso che è detenuta in un carcere purtroppo della Repubblica Islamica dell'Iran, oggi sfuma. È giudicato, come dire, inessenziale, quando è un elemento qualificante per decrittare, oltre che per rendicontare da un punto di vista della cronaca, ma anche per decrittare quello che è successo, perché ovviamente in una repubblica islamica esercitare la libertà d'espressione, il giornalismo investigativo, qualunque attività lavorativa libera stesse provando a fare Cecilia Sala in Iran è un problema. E d'altronde, quando nacque questa Repubblica Islamica, le parole dell'Ayatollah Khomeini furono chiarissime. Non solo una repubblica, non una repubblica democratica. Non usate la parola democratica per descriverla. Questo è lo stile occidentale. Cioè la rivoluzione islamista nasce programmaticamente contro lo stile occidentale, contro la libertà. È per questo che è orrendo che una giornalista italiana sia in carcere per evidentemente essere tale, per di più e peggio donna, in Iran. E noi ci auguriamo che torni libera immediatamente per tornare eventualmente anche a dividerci. Sicuramente non la pensiamo in toto come la collega, non condividiamo sempre quello che scrive, anzi, ma a maggior ragione per questo tifiamo per la sua libertà, perché questo è lo stile occidentale contro cui nacque quella Repubblica Islamica di cui lei è oggi prigioniera. Perché questo è il punto, cioè, voglio dire, è uno scontro di civiltà, perché da quella parte là c'è una civiltà in cui si finisce inghiottiti da prigioni destinate al dissenso in quanto giornalisti. E questo è il punto, come dire, che oggi magari improvvisamente scoprono molte anime belle, ma l'Iran degli ayatollah è così da quando è nato. E allora forse per ricordarlo a tutti coloro che se lo sono dimenticati o non l'hanno mai chiarito,
Dobbiamo tornare alle parole di Oriana Fallaci. Dobbiamo appenderci alle parole di Oriana Fallaci, alla sua grandissima intervista che fece all'Ayatollah Khomeini, de visu in senso letterale, perché a un certo punto, tra le altre cose, la Fallaci chiese conto all'Ayatollah Khomeini dell'imposizione del chador, del velo, che era dal suo punto di vista una prigione per le donne libere, e incalzava proprio Khomeini su questo tema, il quale ovviamente non si aspettava, non era esattamente abituato a essere incalzato, diciamo, e rispose così Khomeini: tutto questo non la riguarda. I nostri costumi non riguardano voi occidentali. Se la veste islamica non le piace, non è obbligata a portarla. Il chador è per le donne giovani e per bene. E Oriana rispose immediatamente: benissimo, mi tolgo subito questo stupido cencio medievale. E si tolse il velo davanti all'Ayatollah Khomeini, un grandioso atto di diversità culturale. Come dire, torniamo a quel momento, perché lì quella è la posta in gioco. Rileggiamo magari quell'intervista in queste ore per capire la posta in gioco. La dedichiamo a tutti, in primis a Cecilia Sala, che vogliamo torni libera, e ricordiamo a tutti che purtroppo oggi è prigioniera perché in quella Repubblica Islamica non esiste la nozione stessa di libertà, e non ci sembra un dettaglio che può, come dire, sparire dal dibattito in nome dei buoni sentimenti oggi unanimi, che sono stragiustificati, lo ripeto, ma da soli sono un po' ipocriti. Il dramma che avviene oggi avviene perché quella è una repubblica islamica. Grazie a tutti e a domattina.